It's been a pleasure to speak to you. Eravamo una bella squadra. Io ero la maggiore di una decina, in tutto, sì. Partire da Maser, da Cornuda, il mio lavoro era custodire la signora anziana. Non lavoravo tanto nella fabbrica. Tempo quando lei voleva andare a lavorare in Finlandia, allora ci scambiavamo il turno di pedalare. Ho sempre lavorato io, della signora mamma del titolare, sì. E sono capitata in una famiglia di italiani, poi tra l'altro. E io ho cercato di fare del mio meglio per la casa e per tutto, insomma, ecco, Charles Forte lo chiamavano così. Beh, cercavo di imparare quello che potevo, ma era piuttosto sempre l'italiano. Ho conosciuto questo ragazzo al mio paese, a Maser, e quando ho espresso il desiderio di andare in Inghilterra, lui anche ha detto che sarebbe venuto anche lui, che cercassi di trovarle una posizione, insomma, essendo la prima. Sì. Quello che ho cercato di fare è parlare con questo signor Charles Forte, e quando ho detto, insomma, che questo ragazzo che mi interessava avrebbe espresso il desiderio di venire se trovava una posizione a Londra, allora io ho parlato con questo signor Charles Forte e ha detto: ma sì, fallo venire, ha trovato subito un posto di lavoro e così siamo andati avanti. Beh, io nella famiglia a cui prestavo il mio poco sapere mi sono trovata bene e ho cercato di comportarmi come si deve. Ho avuto sì sempre bei ricordi e ho cercato di fare anche il mio meglio come potevo, perché non venivo mica fuori da una famiglia di studenti, ero una povera lavoratrice, insomma. Mi sono data da fare e mi sono comportata in qualche maniera buono, perché mi sono fatta un po' di nome, insomma, ecco, con il tipo di lavoro che facevo. I would like to say hello to all your readers.